È la melodia la prima insegnante di grammatica nella vita di un bambino, uno studio condotto dai ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze dell'Università di Barcellona in collaborazione con l'Università di Padova e il CNRS di Parigi ha dimostrato come ascoltando la melodia di un linguaggio già a 9 mesi di vita un bambino sia in grado di saper distinguere le relazioni grammaticali tra le parole distanti fra loro. Lo studio è stato pubblicato nella prestigiosa rivista Science Advances ed è stato condotto osservando il comportamento dei piccolini, monitorando le loro risposte cerebrali. I ricercatori hanno notato che quando le parole tra loro dipendenti vengono pronunciate con una tonalità più alta, marcate cioè con l'intonazione, i bambini riescono a capire meglio le dipendenze tra di loro. Gli autori hanno esaminato la sensibilità di bambini di 9 mesi alle cosiddette dipendenze non adiacenti. Se la stessa frase in cui soggetto e verbo sono distanti viene pronunciata con un linguaggio monotono, senza alcuna modulazione dell'intonazione, il cervello dei piccoli dimostrava un livello ridotto di apprendimento, ma quando la stessa frase veniva proposta nella lingua intonata, le risposte neurali indicavano che i bambini erano in grado di imparare le dipendenze. Lo studio dunque suggerisce che i bambini siano in grado di imparare la grammatica fin dai primi mesi di vita, anche grazie a piccoli cambiamenti di intonazione.